Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Una settimana fa eravamo qui in Cansiglio per fare l'antico Troi dei Cimbri e come promesso, visto che non l'avevamo finito del tutto, oggi facciamo l'altro pezzo, ma è inserito in un altro percorso molto più grande. Stiamo infatti per percorrere l'Anello del Cansiglio, detto anche Anello di Pian Cansiglio, che è il percorso più battuto dell'intero Pian Cansiglio. Si tratta appunto di un percorso ad anello piuttosto lungo, ma molto facile e con pochissimo dislivello. C'è solo un piccolo problema: non è sempre ben tabellato, ci sono diversi bivi in cui il segnavia dedicato non c'è. Si tratta di un cartello in legno scuro con una scritta color oro al centro, con scritto Anello del Cansiglio. Il punto più conveniente da dove partire è la capanna genziana, che si trova immediatamente all'inizio della piana del Cansiglio, provenendo da Vittorio Veneto. E prima tappa, il villaggio Vallorc. Abbiamo lasciato alle nostre spalle il villaggio Vallorc e stiamo percorrendo il tratto praticamente orizzontale che collega questo villaggio con un altro villaggio cimbro, il villaggio dei Pic. Ecco, come potete notare, questo è il segnavia dedicato dell'Anello del Cansiglio e qui indica in tutte e due le direzioni, perché appunto può essere fatto in senso orario o antiorario. E a distanza di una decina di metri dal cartello precedente, ecco il doppio segnavia dell'antico Troi dei Cimbri, che ci manda anch'esso verso il villaggio dei Pic. Siamo arrivati al primo bivio in cui è possibile interrompere l'Anello del Cansiglio. Scendendo da questa parte, che cos'è? Vediamo. Menta. Siamo usciti dal bosco e qui c'è un magnifico panorama sulla piana del Cansiglio. Si gira a sinistra e adesso stiamo andando verso il villaggio dei Pic. Siamo arrivati al villaggio cimbro dei Pic, che è qui alle mie spalle. A questo punto noi lasciamo l'antico Troi dei Cimbri, che prosegue, passa a fianco del villaggio e rientra nel bosco e poi arriva fino a Pian Osteria. E andiamo invece dritti da quella parte verso la strada asfaltata, seguendo l'Anello del Cansiglio. Ecco, qui siamo arrivati in un punto in cui noi giriamo a sinistra, ma volendo chi decide di interrompere l'Anello del Cansiglio va dritto
e torna sulla strada asfaltata e poi chiude l'anello. Ecco, siamo scesi qui e usciti dal bosco e qui c'è questo cartello che è ambiguo perché sembra che si debba andare a destra o a sinistra, ma noi veniamo da dietro di me, quindi non è possibile. In realtà è stato orientato male, andava ruotato un po' perché l'anello del Cansiglio scende sulla strada asfaltata, come stiamo facendo noi, la attraversa e rientra qui dentro, dove c'è questo cartello molto ben visibile. Eccolo qua. Arrivati qui non ci sono indicazioni, ma noi sappiamo che si deve girare a sinistra, a destra si finisce sulla strada asfaltata e si abbrevia il giro. Noi invece giriamo a sinistra qui dentro e fra poco entreremo su un sentiero a destra. Ecco, dopo circa 150 metri bisogna entrare qui a destra e nemmeno qui ci sono indicazioni, ma l'anello del Cansiglio prosegue di qua e si prende questo sentiero in leggera salita. Da notare che proseguendo dritti si andava alla casera della Candaglia. Poco dopo aver girato a destra abbiamo scollinato per pochi metri e qui ricompare il cartello dell'anello del Cansiglio, però ci sono due deviazioni che non sono segnalate. Ecco, siamo usciti dal bosco, qui c'è una strada bianca, non ci sono indicazioni nemmeno qui, ma noi sappiamo che dobbiamo girare a destra. Faremo adesso poche centinaia di metri e ci ritufferemo nel bosco entrando a sinistra per andare a visitare il bus della LUM. Eccoci arrivati al bus della LUM. Questa è una delle cavità carsiche più profonde d'Europa. È tutto transennato ed è veramente una vista vertiginosa.
Siamo scesi giù sulla piana del Cansiglio e adesso inizia l'ultimo tratto del nostro anello, da quella parte, che serve praticamente a circumnavigare tutta la parte meridionale della piana e poi si sbuca fuori al parcheggio di questa mattina. Ecco, abbiamo invertito la direzione di marcia e adesso ci stiamo dirigendo verso il punto di partenza di questa mattina. Questo tratto di percorso è veramente tranquillo, distensivo, non ha nessun problema né di difficoltà né di orientamento perché è molto ben marcato sul terreno e corre lungo tutta la recinzione. Ecco, stiamo sbucando sulla strada asfaltata e pochi metri più avanti c'è la chiusura dell'anello esattamente al parcheggio di fronte all'Agenziana. Bene, siamo tornati al punto di partenza e abbiamo così chiuso un percorso veramente bellissimo e anche molto frequentato, l'anello del Cansiglio. Il percorso è abbastanza lungo, però non ci sono difficoltà. L'unico problema è che in almeno 3 punti manca la segnaletica. Basta scaricarsi la traccia GPX che vi metteremo a disposizione sotto il video. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Authors. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.